Lo piglio ovunque. Buongiorno bambina. Oggi non grido, te lo giuro, oggi non parlo. Parlo e poi ci giuro. Accelera. Siamo in diretta, lo sai che sono in diretta? Già c'è Stefania, c'è già Angelo Borraccino, Angelo Manderisi. Buongiorno. Mi dice il telefono che stai tu? Buongiorno ragazzi. No, vabbè. Buongiorno. Good morning. Francesco Cilli. Buongiorno. Francesco. Oggi è San Davide, prima che dimentico, Auguri a tutti i Davide. Io voglio fare un augurio speciale a un poliziotto che sta a Milano, barlettano, puro sangue, che ci segue tantissimo, è un grandissimo Davide Sasso. Auguri di vero cuore, amico mio, ti voglio bene. Poi c'è anche Tania Tubio stamattina, un'altra nuova. Una grande. Non ho capito, ripeti. Tania Tubio. No, che è andata. E non lo sappiamo. Chi è costui? Costei, io femmina. Ah, costei. Costui a me, Mamma da tacos. Grazie. Zio. Grazie zio. Vedi, io date ho 8 anni da imparare. Buongiorno ragazzi, buongiorno. E in inglese come si dice costei? Yid. She. Marisa Delisanti, buongiorno. Scusate. Marisa è una signora con la M maiuscola che gli voglio un sacco di bene. Signora con la M maiuscola. Marisa con la M maiuscola, non la signora con la S. Con la M. No, dice che mi hanno querelato. È vero, poi per l'avvocato mi hanno detto. Ma per l'avvocato. Vogliamo dire buongiorno. Ah, no, abbiamo detto. Scusa Franco. Buongiorno. E tu che non devo guidare. 29 dicembre 2027, non te do dei ragazzi. 29 cari amici, 29, 2 giorni al 2017. Saluta Franca pure tu. Che saluta. Ciao ragazzi, bentrovati. Buongiorno al mio collega, amico, fratello Agostino con Mariano. Ciao Agostino, ciao Mariano. Mariano si deve operare. Arrête. No, vabbè, ma questi sono piccoli interventi, grazie a Dio. Grazie a Dio. Mariano è un grande. Auguri a tutti quanti. Cristian, buongiorno. Cristian Ciulla. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti, dai. E qui abbiamo la scuola Ipsia. Vogliamo dare 2 brutte notizie della scomparsa di un grande Francesco Puttilli, mister. Non lo ricordo quello. È una persona al mondo, veramente. Peccato. Figlio di Cosimo Puttilli. Il 2017 ci ha tolto un altro amico. Voglio dare le condoglianze al grande Roberto Straniero per la scomparsa della sua sorella. Cose serie, senza condoglianze. Un abbraccio, Roberto, un abbraccio. Tu sai quando ti stimiamo e ti vogliamo bene. Stava a dire, oggi di che cosa parliamo? Di 2 minuti 6. Allora, sai che ieri la signora Lela mi ha detto quei 2 minuti sono stati molto belli. Ieri diciamo la storia degli Atrani. È vero, 2 minuti. Ciao Michele Di Bari. E oggi cosa possiamo dire? Ragazzi, hanno fissato le elezioni. Il 4 marzo si fanno le elezioni politiche. Quindi da stamattina incominciano a raccogliere i 50 euro. Minze e minze, vabbè. È vero. Eh sì, così, mentre 50 euro che si vede. Tutto in preparazione alle nostre elezioni, alle nostre elezioni che ricordatevi ragazzi che cosa non hanno fatto.
ricordatevi tutto. Michele Palmitessa, buongiorno. Ancora ce ne scordiamo, Voglio fare vedere queste bellissime. Vedete, no? Vedete che Rita, buongiorno. Chi si sa, c'è troppo. 75 arance, pomodori per 50. Buon dì da Peppe, ciao i pomodori per 50 non più che un po' che caro, voglio, un po' che caro. I funicchi 0,80. Quindi ricordatevi delle lezioni, tutto qui quanto. siamo in zona Parco degli Ulivi. Sì, qua è il Parco degli Ulivi, veramente, qua in fondo, abbiamo dato la croce in fondo, cazzo c'è Villeneuve. Bravissimo. Ciao Beppe, buongiorno a te, ben alzato. Ben svegliato, fratello. Tutto a posto, ragazzi, per la tombolata, quindi confermato, facciamo la tombolata in inglese. In inglese Sergio, Sergio, fai i numeri. Bellissimo. 1, 2, 3, 4, 5. Gianella. Ecco il capo. Per favore, volete mettere la tribunetta qua? Che Luca Guerra fetta la telecamera. Anna Monteriale, buongiorno. Luca Guerra faceva la telecamera. Quindi oggi andiamo anche negli spogliatoi del Barletta Calcio, vedete? Sì. Facciamo un giro. Mettete la tettoia alla tribuna stampa. Vabbè. Una tettoia, quando stai? Questi sono gli spogliatoi di. No, non si sente, stiamo a parlare a Senau. Il nostro capodanno. Svegliate le? Le coscienze. Sì, Michele, svegliamo le coscienze. Le coscienze. Sì, a San Benedetto, ragazzi, a San Benedetto. Beppe adesso si dice a San Benedetto. Quello è il Mimmo Cristallo. Andiamo da Mimmo, dai, che deve dare una cosa. Chi è Mimmo Cristallo? Questo è il portiere del Barletto che suagna noi. E poi abbiamo il grande Mimmo, vedi? Buongiorno Mimmo, sei in diretta su Barletta Adesso, cosa mi devi dare? Mimmo? Attenzione Coscadi, Mimmo stai in diretta. Ciao Franco. Mimmo è del Milan, devi sapere. Lui è dell'Inter. Si sopravvive lo stesso. Ero un grandissimo tifoso del Milan, ora solo Barletta. Solo Barletta. Solo Barletta. Tu c'ho Vagnolo, sta Però morto. tu stai a trattare Mimmo, ho saputo tutto, Mimmo. Però se non basta, a come un puntino per fermarlo. Ma io te non mica c'è con punto. Alla Pietro Purtino, a come per la un Giuseppe Fermarlo. E sta su come figlio. A Bena Cristallo. Parli per cosa? Non so, ma ci muovo. No, non è colpito. Sì, sto in diretta. Stiamo in diretta con Mimmo Cristallo, il papà di Di Antonio. Ciao da Mariano, ci salutano. Ciao Mimmo, buona giornata. Tutto a posto. Adesso, lo dico anche in diretta, giuro su mia madre, Mimmo Cristallo è il miglior amico mio, te lo giuro su Dio, non sto scherzando. Anche se non ci vediamo mai, lo sape, che mai io un di miei come me. C'è un cordone l'altro giorno, ti stavo andando alla registrazione. Dice cosa? Perché il padre gli piaceva la canzone, una canzone napoletana. Come si chiama quella canzone? Aiutami. Sì tu! Sì tu, io. Allora supportava papà. E io che fa con te, faceva 17 multare. Allora quando sento quella canzone magari alla radio che stiamo lavorando, non so se... appena mette quella canzone su Marco De Pasqua, subito. Proprio una cosa che è rimasta. Io di tanto poi registro la mandare. No, sì tu. No, ma tu non hai perché noi siamo un ingegnere autolocato, vabbè. E piace che busca la voluta. No, noi siamo bene. Ciao, quando vuoi vieni a vedere la partita nostra il giovedì sera, lo spirito sempre. Ma lo sai capire come calcite, è uno dei migliori giocatori del calcio. Mi ricordo. Molto sta via caffè. Ciao bello, forza Inter sempre. Ciao, quando vuoi. Ciao Mimmo. Un bacio d'amore. Ciao Mimmo. Stava a dire? No, Mimmo, comunque veramente Mimmo è un meglio compagno mio. A Davor, con lui. Dal matrimonio mio, sono andato dal matrimonio suo, siamo veramente uniti. E veramente sono una delle poche persone che anche se non ci vediamo quasi mai, quando ci vediamo con il cuore. E invece non la sente? No, vabbè, quello è l'erba, è quella cosa che si mette sull'erba, capito? La plastica sull'erba. Ecco. E stu saldone, che cosa manca? Stanno sistemando. Questa è un'altra zona nuova, ragazzi. Questa è l'altra zona nuova, perfetto. Tutto qua. Ciao Natale. Chi è Natale, Agostino? Qualche amico tuo?
ciao, forse è stato da quell'auto, ha visto altre gru che stanno in piedi, vedete ragazzi, c'è stanno 7, per bando in bando. Dove vuoi tu, fratello? Dove vuoi? Quindi San Benedetto, Beppe ha ricordato, San Benedetto, la tombolata del 5 sera, 5 sera il premio ai ragazzi, tutto quanto, vediamo cosa fare. Però io ti dedico questa canzone, te la dedico perché tu, tutta mia, perché tu veramente sei, tu sei, tu sei l'unica canzone. Che dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. Ragazzi, dovete condividere, Talmente tanti. Stiamo buoni, ma te ci va pagare. È vero, Natale mi sta guardando. Peggio di un bambino capriccioso, ma voi sempre vinta tu. Bella canzone, bella pezza. Dedicata a chi questa qua? Dedicata a chi ci vuole bene, a chi ci vuole. Prepotente, vedono la fetta queste canzoni, bellissimo. Ma c'è di nuovo, c'è di buono che al momento giusto sei diventare un altro. no dai, non puoi fare questi gesti. Ma perché dici queste cose? Sei grande, grande. Grande, le mie pene Non me le ricordo più. Ma c'è che Questa ho preso una cover così non ce la blocco. Vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Tutta chitarra, vabbè. Tutta chitarra, musica. Non devo discutere a disposizione, ma c'è Angelo. come tu fai fare a me. Una volta. Se vuoi andare da Angelo a disposizione. Ricevo regali e rose rosse per il mio compleanno. Ma mai, io me la faccio fare sempre. Il cappello, se vuoi andiamo da un amico mio. Angelo, preparati che sta venendo un personaggio. E facciamo un cappello in diretta. Vai, Angelo. Angelo. Angelo, preparati. Ah, dille qua, caldo, Angelo. Invece no, la vita è quella che da te. Però nasca a me, no. Guarda, tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. Bello, Devo fare, ragazzi, Ti odio e poi ti amo, poi ti odio e poi ti amo, poi ti... Ah, revisione. Pitstop, come si chiama? Francesco, devo portare la macchina di mia madre a fare la revisione, veramente. Se passate di qui facciamo un caffè. Ma dove sta mia Caruso? Sì, sta dalla lezione di Angelo. E allora andiamo là. Io portare la macchina. Franca, può venire Franca? No, io per favore lasciatemi all'estetista, io che mi devo fare il baffio. Francesca, e tu? Io non posso venire. Sei grande, Manneggia, no, manneggia. Ma non vuol dire, ma che Sì, non vuole. Ragazzi, non vi ma sai quando la gente ci invidia, no? Ma tu già che? No, magari per il... Io quando era ragione, magari per... E poi chi ci invidia? Ragazzi, quelli che ci invidiano venissero a fare il buongiorno con noi. Ora che state in ferie, a festa stendo lì. Venite dallo russo la mattina, pagate un caffè, salite da me e dici basta. A proposito delle puttanate, quel signore, non mi ricordo il cognome, Emanuele, quel signore che 5 Stelle? Ecco, che ha fatto i commenti sulla cosa, documentatevi prima di scrivere, documentatevi ragazzi, cano parim fis. Ma lui è una brava persona. È vero? Sì. Però di chi t'ha capite? In batosta capite? Ti devi gavitare dei batusi. Antonio Peschecker, ciao Lele, ecco, questo è un altro maleducato, Antonio Peschecker, ecco. Ciao Lele. Questa canzone la dedichiamo alla signora Vicky. Ah, no, Vicky. Ah, scusa Vicky, ho visto che mi hai chiesto l'amicizia. Sì, mi ha chiesto l'amicizia. Adesso aspetto un paio di mesi che te la do. No, Vicky. Aspetta, non è vero, io devo un'amicizia. Un paio di mesi, non mi sei pizza, non mi sei pizza. È forte questo, forte. È la notte dei pensieri. Che pensieri c'hai la notte tu? Pieno di pensieri. Se penso che adesso questo, ragazzi, vedete che frutta ci abbiamo a Barletta.
Subito! Le banane a 0,75, solo a Barletta, cari amici. Vedete le banane e ti faccio sapere, Paolo. Ma che te banane? Una quanto costa? No, non è stato Barletta. No, ma ci deve Barletta. Quando per Schechera, a me non ti voglio bene, arredato per Schechera, vabbè. Signor Peschechera, io ti ringrazio, sei un grande. Saluta zio Franco, per favore. E a me nessuno mi saluta più. Ah, e ci vai a scena all'estetista, signora. A me lo stesso. E poi abbiamo uno dei cartelloni più belli di Barletta, però ve lo posso garantire. Vedete? Vivi la favola. No, scusate, ho sbagliato. The Gate. E vedi a cambiare, Ciccio. Franco Coppo, ma poteva cambiare un coso, che fa tardi. Lo cavo Franco, voglio una zampa meglio. Ci sta la luce, la cambiere, scusa. Saluti Ciccio, io non amico. Non faccio 75. Salita a settembre la avuto. Non ci vuole fare capitaccio. Angelo, stiamo venendo da te in diretta di fare i capelli all'amico mio. Devi fare la cresta, Angelo, la cresta come la Tanamsi. Ah, voi devi dire la barzelletta. Ragazzi, è bella sera, ragazzi, che se ve le dice. Uno di meglio, quando prendeva sempre il pullman, no? E in dopo pullman, tu le tacchi, non sai chi dica la cresta. Ah, sì. Si usavano così. Quelle, non so, tipo le creste, sì, però tipo papaghello, non so. Ah, proprio verticale. Ma tu... Uno, guarda sempre questo guaglione. Cosa, voglio, se basta vicino a uno, faccio vicino a uno. Ma uno, la frode, guarda, ma che cazzo sta pensando? Ma ci sta pensando, scusa. Uno dice. Uno lo dice, no, apri te. Ma usa che tu potessi figliare a me. Perché uno, lascia vendere invece un po' di papaghello. Ma mi chiami se... Beh, siamo pronti per Angelo. Ma veramente ci piace meglio. Ma tinghi su, zio, sto Che quello è il problema, un po' sul tono, Beh, vogliamo ragazzi, vi facciamo vedere in diretta? No, facciamoci fette nuove, ragazzi, un abbraccio a tutti quanti. Mi raccomando, un vigile a Via Tren numero 1. Emanuele, ragazzo del 5 Stelle, venisse a trovarci che non abbiamo capito alcuni suoi commenti perché lui è troppo intelligente. E terza cosa, Barletta e Aves. Ciao! E buon... Oggi è giovedì, venerdì 29. Oggi è venerdì. Sì, venerdì. Domani è San Ruggero. E ragazzi, auguri a tutte le persone che si chiamano Davide. Noi abbiamo fatto gli auguri a Davide Sasso, un grande amico mio. Auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, compleanni, matrimoni. Auguri. Davide la vecchia, auguri pure a te, un bacio, ciao. Barletta. E basta. Ciao.